Gli effetti del caro energia sulle imprese del Vicentino sono drammatici se non si inverte immediatamente la tendenza. Sarebbero oltre 7.200 le aziende in provincia che rischiano uno stop alla produzione secondo una stima della CISL. Il centro studi ha analizzato soltanto i settori energivori, ma la previsione è impietosa. A rischio sono oltre il 10% delle imprese, in particolare 2.330 industrie attive nella trasformazione di prodotti metallici, 1.550 imprese tessili ed altrettante imprese di costruzioni. Una situazione paradossale per aziende sane, con portafoglio ordini pieno, ma non in grado di produrre a costi competitivi. A livello occupazionale, a seguito di una possibile chiusura, potrebbero finire in cassa integrazione oltre 96.000 dipendenti, il 30% degli occupati. Secondo la CISL, quasi un lavoratore su tre potrebbe affrontare l'autunno non solo con l'aggravio delle spese, ma anche senza lavoro. Abbiamo bisogno immediatamente di intervenire per salvare i posti di lavoro sulla capacità delle imprese, cercando di sostenere questo maggior costo dell'energia, utilizzando avanzo rispetto al preventivo dell'anno precedente, del bilancio dello Stato dell'anno precedente. È molto importante, non abbiamo scelta in questo momento. Se non si continua a produrre ricchezza e le nostre aziende non continuano a lavorare e a dare lavoro, rischiamo di finire in un vortice pericolosissimo. Per questo chiediamo un intervento immediato anche da parte del Governo.